partenza, categoria dei soggetti maschili. I ragazzi per il lancio della pallina possono avvicinarsi alla pedana sud. E allora procediamo con la partenza dell'isotecnia maschili. Abbiamo 3 serie. L'isotecnia che questa è la finalmente di Giorgio Davide, ossia 8. Il tempo di aggredico per capitare di Leonardo e Matteo Luca e Cornelio Renzo, tutti concentrati nei consigli centrali. Va bene, dai. Quindi Sotempia alla partenza. È la prima prova del loro due non per sentire la loro prestazione. Ecco un bel salto della ragazza, del Cesastini nel nostro 2, Patrick 3, di Matteo Dani 4, San Nicola 5, Fede Federico 6, Serenorini Geremia 7, Carassini Luca. Battaglia e Matteo Davide, Matteo PMA. Intanto proseguono le prove degli ultimi. Questa cosa che si ingana, Lotte Alessandro che eseguita la prova in 8 e 12. Conclusa la polizia per i ragazzi. Pedana sud, lancio della pallina ragazzi. Pallina, la pedana sud. Intanto alla partenza, per la prima prova abbiamo gli esordienti. Sono 2 serie. La serie Arianna, 4, le case Viola, 5, 6. Partita la prima serie delle ragazze figlie impegnate dalle nostre ragazze. Seconda serie, seconda e ultima serie di e partita! Così siamo gli 8 contenuti prendendo dalla rete del West Coast Cristiano. Verso la partenza abbiamo gli studenti B, il una ragazza. Pedana del salto lungo, il medico, gentilmente per un inconveniente.
Andrea e Enrico Valeria. Ormai si chiede dell'Atletica Romagnana in 8,64. Per lui un arrivo di 8,79, quindi sono Bravissima, brava. ben Visual Luca dell'Atletica Romagnana. Almeno lo svolgimento della prova del lancio della pallina per i ragazzi della Piana Sud e la prosecuzione a oltre i 4 minuti. Intanto potete assistere anche alle prove dell'antilancio del Vortex, che è la seconda prova prevista sulle categorie. Stanno portando la Milano, delle volte vediamo che questo salto lungo rapido e non è piccoli. Si porta il comando della classifica provvisoria. Ricordiamo che i risultati delle gare che si sono già concluse sono esposti alla bacheca